Ah, ci sono, vai. Alessia Barri, presidente dell'Odissea 2001, siamo da poco rientrati dai campionati italiani di Rimini che si sono svolti dal 9 al 23 luglio. Abbiamo ricevuto un anno realmente da incorniciare perché abbiamo fatto ben 14 finali nelle danze standard e latinoamericane, passando dalle categorie più basse che sono la classe C fino ad arrivare al massimo che è la classe A. Abbiamo avuto campioni italiani di disco dance e anche molte soddisfazioni con le danze a squadre perché anche lì dai più piccoli ai più esperti abbiamo avuto molti podi, molti finali. Ora un attimo di pausa immagino, o ancora ci sono altri spettacoli sulla Miata a Badia San Salvatore e la scuola? Sì, a Badia San Salvatore abbiamo in progetto, ma in maniera scaramantica preferiremo non dirlo, ma è una meta molto importante in Toscana, una grande piazza dove c'è un gran palio. Abbiamo questo progetto i primi di settembre, vediamo se riusciamo ad arrivarci. Tantissimi ragazzi, dai più piccolini fino insomma, a professionisti veri e propri. Esattamente, nell'estate la scuola di 2001 non si ferma, va avanti con lo spettacolo estivo Born to Dance, che è uno spettacolo dove all'interno sono circa 100 ballerini, come diceva lei, dai piccolissimi fino ai grandi, spaziamo dalle danze caraibiche all'hip hop, allo show, alla break dance, alle danze standard, agli show veri e propri, anche portati più volte in Rai. Vorrei ringraziare intanto il Comune, la Prologo che ci ha permesso di essere qua quest'anno, ringraziare tutti i genitori che ci permettono di avere una realtà veramente costante ed importante e che seguono i ragazzi nella loro disciplina e nei loro risultati, ci danno un grande sostegno e un grande aiuto, quindi grazie alla realtà di Piancastagnaio, a Badia e di Santa Fiora. Tra l'altro molti di questi giovani questa sera sono presenti come ospiti e qualcuno di loro fa anche parte del nostro spettacolo Born to Dance. Born to Dance. Da poche settimane, da pochi giorni possiamo dire, di ritorno dai campionati italiani di Rimini. Abbiamo avuto molti finali qua con i ragazzi dall'Under 11 all'Under 15 fino all'Over 16, quindi un grazie veramente a tutti i ragazzi e a tutti i genitori che ci permettono di avere questi risultati.